Chioggia pretendeva 10 euro da un pescivendolo del mercato ittico cittadino e, sentendosi dire di no, ha danneggiato la bilancia del negoziante con un violento pugno. A quel punto sul posto è intervenuta la polizia, due agenti che non hanno fatto fatica a identificare l'uomo, un pregiudicato di 55 anni della zona. Di fatica ne hanno fatta però per fermare il soggetto che, alterato dall'alcol, si è rifiutato di farsi riconoscere e poi ha aggredito i poliziotti che lo volevano ammanettare. È stato arrestato e spedito ai domiciliari. Aveva finito di scontare una precedente condanna solo lo scorso 5 maggio. Jesolo, falso medico ed evasore totale con un giro di 800 pazienti all'anno scoperto anche grazie a Facebook. L'operazione della Guardia di Finanza che ha denunciato alla procura un uomo che, spacciandosi per medico chirurgo con tanto di laurea falsa appesa alla parete del proprio studio, esercitava abusivamente dal 2004 la libera professione a discapito degli ignari pazienti che si sottoponevano alle sue cure. Appostamenti, osservazioni e analisi delle pagine Facebook hanno permesso di accertare che il falso medico riceveva numerose persone in un locale attiguo alla propria abitazione, adibito a studio e ambulatorio. Le persone che si rivolgevano allo studio controllato erano, nella quasi totalità dei casi, affetti da ernie alla colonna vertebrale o comunque da traumi muscolari ed articolari di una certa importanza. Il falso medico è stato denunciato. Mestre, torna la violenza in uno dei punti di riferimento della comunità africana in città, in via Monte San Michele. A 2 passi dalla stazione ferroviaria è scoppiata una rissa. Coinvolte una cinquantina di persone che, dopo aver assistito al funerale di un nigeriano, si sono messe a bere fino allo scoppio della violenza. La denuncia è stata fatta da un ristoratore della zona che ha chiamato la polizia. Al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine, però, i protagonisti della scazzottata si erano già dileguati. Basterebbe intimare al market etnico della zona di non vendere più alcolici per migliorare la situazione, dicono i residenti. Salzano, nella serata di venerdì i carabinieri della stazione di Noale hanno arrestato un 42enne residente in zona per evasione dagli arresti domiciliari. Sottoposto da pochi giorni alla misura cautelare dopo l'arresto per stalking nei confronti della sua ex fidanzata, con l'autorizzazione di allontanarsi dall'abitazione solo per recarsi al lavoro, aveva deciso di fare un giro con la propria autovettura, ma, notato dai militari, è stato fermato e tratto in arresto. Accompagnato in caserma dopo le formalità di rito, è stato di nuovo posto ai domiciliari.